riunirà la prima commissione che definirà le regole per quel che riguarda la commissione d'inchiesta, e poi queste regole, questa proposta di delibera amministrativa verrà portata poi per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale, credo nel giro di 15 giorni al massimo. Questo dopo lo scontro delle scorse settimane tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sulla commissione d'inchiesta in merito alla gestione della seconda ondata della pandemia, per cui sono state presentate due proposte di delibera, una dal PD con primo firmatario il capogruppo Possamai, l'altra dai due capigruppo della coalizione leghista Villanova e Pan. 4 i punti di divergenza evidenziati nel primo confronto: il focus della commissione, la pubblicità dei lavori, gli interlocutori da ascoltare e la collaborazione diretta con l'autorità giudiziaria. Abbiamo chiesto che diventi una specie di casa di vetro, dove anche qualsiasi persona si possa collegare in streaming e di rendere pubbliche semplicemente le sedute della commissione d'inchiesta. Anche il PD si è sollevato, non voleva questo tipo di approccio, che credo sarà poi invece l'approccio che andrà fuori invece dalle decisioni sulla proposta dell'istituzione della commissione d'inchiesta. Quindi, nel rispetto della privacy di chi andrà ad esporre i fatti, la commissione sarà aperta. Noi poi consegneremo tutti gli atti della commissione d'inchiesta in procura a Venezia. Nel giro credo di una settimana, massimo 10 giorni, poi la commissione d'inchiesta approderà in Consiglio regionale e poi ci saranno altri 10 giorni per la nomina dei membri che saranno indicati dai gruppi di maggioranza e opposizione che faranno parte della commissione d'inchiesta. Saranno 11 membri, 6 di maggioranza e 5 di opposizione. La presidenza sarà, come di statuto, spetterà a un esponente dell'opposizione.